Ed eccoci qua, amici telespettatori, ben trovati in questa bella rubrica, la rubrica dei cuori solitari. Questa sera ho da presentarvi Calò, ha 47 anni e viene da Marsala. Ciao Calò. Ciao. Allora Calò, tu sei di Marsala. Sì. Chiariamo subito che Calò non è la prima volta che si presenta a Strano Amore Siciliano. Calò è da diverso tempo che viene assiduamente nella nostra trasmissione per cercare l'anima gemella, solo che purtroppo in questi anni, in tutte queste interviste che lui ha fatto, non l'ha trovata, o per meglio dire ha trovato però non è andata a buon fine, giusto Calò? Giusto, sì. Allora Calò, a che genere di donna noi ci stiamo rivolgendo? Cioè come deve essere la donna che tu vai cercando e che fino ad oggi purtroppo non hai potuto trovare? La donna che possa stare per tutta la vita con me. Esatto. Tu praticamente hai una vita che cerchi l'amore, ma purtroppo non l'hai potuto trovare. Purtroppo sempre sulla strada sbagliata sono andato. Certo. Meno male che ci sono io che giustamente hai conosciuto me e sei diventato un cliente assiduo, perché io ne ho veramente pochissimi clienti assidui che vengono spesso qui nelle nostre trasmissioni e tu sei uno di quelli. Questo non posso dirti che non mi fa piacere averti come cliente, esatto, però giustamente mi dispiace che fino ad oggi purtroppo non hai potuto trovare quella giusta. Hai trovato sì qualcuna, però quella giusta ancora non l'ha potuta trovare. Allora, parliamo dell'età di questa donna che noi andiamo cercando. Partiamo da una base per andare a finire a un massimo. Tu hai 47 anni, quindi questa donna da che età dovrebbe partire? Facciamo dai 40 anni a salire. Dai 40 anni a salire, per arrivare a? Massimo 50 più. Quindi dai 40 ai 50. 40 ai 50, sì. Va bene Calò, un'altra cosa, hai non so, preferenze di regione, di città, di zone? No, in qualsiasi zona, per me va bene. Esatto, insomma l'importante è che sia una ragazza che tu te la passi anche diciamo le prime volte magari chattando, scrivendovi qualche messaggio, avviene la conoscenza e poi subito dopo insomma poi vi conoscete meglio. Sì. E mi pare pure giusto. Va bene Calò, ascoltami, in quest'arco di tempo, in questo periodo che noi stiamo vivendo di lockdown, di Covid, come te la sei passato ultimamente? Ma stai sempre rinchiuso dentro con questo coronavirus, non si può neanche uscire. Certo. Purtroppo è una cosa che ci accomuna a tutti. Sì. Cose brutte. Sì. Speriamo che finisca presto. Speriamo. Va bene, quando non c'era il lockdown, come passavi il tempo Calò? Niente, come c'ho un pezzo di terra, me ne vado a zappare, solo la mia terra, solo questo. Buono, comunque già è il fattore stesso che ti passa il tempo anche da solo. Coltivo qualche cosa. Che cosa ti piace coltivare? O che cosa coltivi? Tutto quello che mi capita. Tipo? Melenzane, peperoni, zucchine, tutto quello. Buono. C'hai pure alberi di ulivo? Sì. Buono, allora l'olio bello non ti manca, l'olio No. L'olio extravergine? No. Beh, mi fa piacere. Va bene, ascolta Calò, ti faccio un'altra domanda a cui le telespettatrici stanno attente, ma tu abiti da solo, c'hai la casa di proprietà, non so, queste cose le dobbiamo chiarire perché giustamente ognuno che ti sta guardando vuole farsi un'idea su che tipo tu sia. Sì. Hai la casa di proprietà? La casa di proprietà, sì. Vivi da solo? Sì. E poi un'altra cosa, per quanto riguarda finanziariamente, perché giustamente questa anima gemella si deve mantenere, è giusto? Sì. Dico, tu sei in grado di mantenere una donna, l'anima gemella? Scusa se ti faccio questa domanda, però noi dobbiamo essere belli, schietti e chiari. Sì. La puoi mantenere? La posso mantenere. Finanziariamente stai bene? Sì. La cosa importante è questa. Di salute penso stai pure bene? Sto pure bene. Perfetto. Per cui l'unica cosa che ti manca purtroppo è l'anima gemella. Sì. Esatto, questa donna. Sì. Va bene, Calò. Va bene Calò, un'altra cosa,
riguardo a questo Covid, a questa pandemia che per il momento stiamo subendo tutti, ma tu diciamo, l'hai fatto il vaccino o non lo hai fatto ancora? Sì, sì. L'hai fatto il vaccino? Sì. Ah, ti sei vaccinato? Sì. E come te la passi? Bene, Dico, ha funzionato. ha funzionato. Però nonostante che ti sei fatto il vaccino, tu cammini sempre con la mascherina. Sì, E mi sembra giusto, perché l'hanno detto anche in TV, nonostante uno si possa vaccinare, se sei vaccinato ti devi mettere lo stesso la mascherina. sì, sì. Tu ovviamente segui i consigli della TV. Va bene, Calò. Un'altra cosa, chiariamo anche un'altra cosa, ma diciamo, come passi il tempo nella giornata? Cioè, ti piace bere, non lo so, fumi e fai qualcosa in particolare? Parlaci un po' di te. Sì, Per fumare fumi? di fumare fumo, sì, di fumare fumo. Per bere bevi? Una volta ogni tanto, qualche bicchierino soltanto bevo, non bevo molto. E cosa bevi? Vino, birra, non so, whisky? Tanto qualche bottiglia di birra così. Esatto. Cioè non sei un bevitore assiduo, Non sono bevitore. però per fumare fumi. Di fumare fumo, sì. Va bene, ti puoi spostare, la macchina ce l'hai? No, la macchina non ce l'ho, questa. Però la patente sì. La patente ce l'hai. La patente ce l'ho, sì. Vabbè, ma questo non ha importanza. Però il mezzo di trasporto, dico, ce l'hai, il motore, cosa, la motocicletta. Sì, sì. Vabbè, l'importante è questo, che ti puoi spostare. Sì. Perché se noi troviamo un'anima gemella anche nelle zone, giustamente, e poi vi frequentate, insomma, vi sentite, devi essere in grado di andarci all'appuntamento, dico bene? Sì, sì. Va bene. Amiche telespettatrici, state conoscendo Calò, un ragazzo di 47 anni di Marsala che è in cerca costantemente della sua anima gemella. Per tutte quelle di voi che lo volessero conoscere personalmente, non possono fare altro, attenzione, o chiamare al suo numero telefonico che state vedendo sotto nella descrizione del video, dove c'è scritto per contattare Calò, eccetera eccetera, o se no chiamare la nostra redazione inviando un SMS per via WhatsApp al numero 348 0382 850 e noi vi metteremo in contatto direttamente con Calò. Calò, in questo momento ci sono queste telespettatrici, queste donne che partono dai 40 e arrivano ai 50, che ti stanno guardando e stanno decidendo se contattarti oppure no. Lancia un messaggio verso di loro guardando la telecamera, vai. Contattatemi, io vi aspetto con ansia. Perfetto, ha detto tutto, per cui amiche telespettatrici donne, chiamate Calò. Questo è tutto per la rubrica dei cuori solitari. Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Calò. Ciao ciao.